Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Tutto esaurito lo stadio Euganeo per l'anticipo della 37esima giornata del campionato di Serie B-Win, dove si incontrano Padova e Vicenza, un derby veneto davvero sentitissimo. 3 punti di distacco tra le due squadre, con i patavini che rincorrono. Con dal canto il Padova si è rialzato da un periodo di crisi e ora con una vittoria potrebbe davvero tornare a pensare alla zona playoff. Stesso discorso vale per il Vicenza di Maran, grande sorpresa di questo campionato. Comincia la gara, ma comincia molto bene il Padova di dal canto, inquadrato dalle telecamere. Ecco qui il pallone sulla destra, al centro la girata di De Paula, alto sopra la traversa, ha provato il destro di prima intenzione l'attaccante brasiliano ex Chievo. Poi ancora il Padova che al 25esimo trova il vantaggio con il cross di Renzetti, autogol però di Martinelli, ma la panchina patavina esplode perché il Padova non vince il derby da 15 anni e questo gol è importantissimo. Eccolo qui, il vantaggio del Padova 1-0, traversone di Renzetti, sfortunatissima la deviazione di Martinelli che insacca alle spalle del proprio portiere. 1-0 Padova, che poi replica la sponda di testa di De Paula, il liscio di Cuffa, arriva El Shaarawy ed è 2-0 con il sinistro del gioiellino che appartiene al Genoa, in comproprietà con il Padova. Lo rivorrebbero in Liguria la società rossoblù ed è probabile che torni. Eccolo qui El Shaarawy, padre egiziano, madre di Savona, mette a segno il gol del 2-0. Qui il liscio incredibile di Claudio Mattia Scuffa, arriva El Shaarawy che la mette nell'angolino. 2-0 Padova. Si riparte nella ripresa con il fischio dell'arbitro Pinzani ed è subito il Vicenza a provare a reagire al 2-0 della prima frazione di gioco con questo corner. Poi il colpo di testa a centro area, si libera Schiavi in posizione regolare, il suo controllo è perfetto e Crespo in chiusura in extremis nega il gol al giocatore del Vicenza. Ma attenzione perché poi c'è ancora il Padova, El Shaarawy, il pallone su secondo palo, De Paula mette a segno un gol bellissimo che vale il 3-0 per il Padova, terzo gol in 4 partite per il brasiliano attaccante ex Chievo. Palla davvero al bacio di El Shaarawy che la mette sul piede sinistro di De Paula, da lì non sbaglia al volo col piattone ed è 3-0 Padova in questo derby euganeo con tanto di capriola da parte del brasiliano. E allora ancora il Vicenza, il colpo di testa, il pallone che rimane lì, attenzione perché Cano la tocca, ma Cellini ne è entrato, fa 3-1, accorcia le distanze, prende il pallone e lo porta a metà campo per cercare di sveltire le manovre. Rivediamo il colpo di testa di Morosini, poi Martinelli, forse anche una trattenuta, Cano invece non trattiene, arriva Cellini di prepotenza ed è 3-1. Accorcia le distanze dunque il Vicenza quando siamo giunti a 13 minuti dal termine. C'è ancora De Paula che prova il sinistro e c'è la parata di Russo sulla sua punizione. Il pallone dentro, Strasser la tocca di petto, c'è il gol di Rabito, ma posizione irregolare da parte del neoentrato giocatore in maglia numero 7, scuola Milan, Rabito. Allora gol annullato, ma c'è il tempo per il 4-1. Il pallone di Italiano col contagiri per la corsa di De Paula che ha ancora energie per mettere alle spalle di Russo ed è 4-1 Padova che vince questo derby veneto, come detto, dopo 15 anni, dal 96 che il Padova non vince contro il Vicenza. Questo è il quarto gol di De Paula, osannato dal stadio Euganeo e dai tifosi del Padova su questo tiro. Poi si chiude il match, la parata di Cano, la gioia da parte dei giocatori patavini. Dunque Padova 4, Vicenza 1, Padova che raggiunge 49 punti in classifica proprio al pari del Vicenza.